Rieccoci, stavamo durante la pubblicità di Primus Inter Pares, l'appuntamento mercoledì, gruppo TV7 in diretta sulla pagina Facebook. Stavo parlando di quante volte ha avuto il Covid il dottor Luciano Flora e quanto ho detto, l'ho avuto anch'io 2 volte per ciascuno, insomma siamo pari. Siamo andati in pubblicità che hai detto avevate di laboratori di serie A, è giusto, in quel periodo? Allora, la metodica diagnostica molecolare è stata messa a punto in un ospedale di Berlino. Il personale dell'ospedale di Padova lavorava insieme con Berlino e ha messo a punto negli stessi giorni la capacità di fare diagnosi col tampone. Il problema è che noi venivamo da 10, 20, 50 tamponi al giorno e ci siamo trovati a migliaia di tamponi. Le macchine non hanno quella capacità. Macchine che normalmente lavorano qualche ora al giorno le abbiamo messe a lavorare 24 ore al giorno, compreso il personale ha dovuto lavorare 24 ore al giorno. Abbiamo potenziato tutto quello che era potenziabile, ma se su una piastra ci stanno 16 campioni ci stanno e di più non se ne possono fare. Però voglio dire, io ero abbastanza fiducioso perché sapevo di avere dentro l'ospedale la capacità diagnostica, che non era scontata, e la capacità anche di assistenza. Noi non abbiamo mai mandato via un malato, mai. Certo. Abbiamo ricevuto e preso malati da tutti gli ospedali, da tutte le aree e facevamo da riferimento anche per la diagnostica, ma torno a ribadire, all'inizio la positività doveva essere confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Non eravamo neanche, pur avendo fatto il tampone e regolare e trovato positivo, poi doveva essere confermato o dallo Spallanzani, certo. Cioè, viaggiavamo ancora, l'ipotesi era di sì, quanti tamponi mandiamo per conferma a Roma? 10, 20, 100? Non si sapeva. Ma non 100.000. Certo. Questa è la cosa su cui ci siamo trovati, una crescita impetuosa di attività legata a questa malattia, con l'ospedale che aveva l'esigenza di fare quello che ha sempre fatto. Perché i pazienti, vi ricordate che quando è uscito il Covid abbiamo detto a tutti non andate in pronto soccorso, non andate nei pronto soccorso. Ma a un certo punto i pazienti che avevano i sintomi da qualche parte dovevano andare, mica potevano stare a casa. E allora è stato riconfigurato tutto l'ospedale per accedere, per dare questi servizi. In quel periodo costruite delle altre reparti di terapia intensiva, perché ce n'era uno, mi sembra 18 posti letto, ma era piccolo, ne avete aggiunto agli altri. Le faccio questa premessa perché nel leggere i dati ho notato che quelli che sono stati ricoverati in terapia intensiva a Padova rispetto a tutti gli altri in Italia che sono stati ricoverati nelle terapie intensive a dovuta proporzionalità di numeri, cioè gli stessi numeri, Padova ha avuto molti meno decessi. La domanda che le faccio è per la bravura dei medici, dei primari che c'erano all'interno della terapia intensiva di Padova, cioè era importante anche la bravura e chi capiva prima come curare questo maledetto virus, oppure ininfluente, è stato un colpo di fortuna che a Padova sono morti meno persone che in altre parti? Parlo quelli che sono andati in terapia intensiva. A Padova lavora gente che è abituata a curare malati che fanno trapianto di polmone. Che è, credo, ha già dato la risposta. Ho già dato la risposta. È una prova del fuoco e poi si è anche fatto un fortissimo lavoro con la pneumologia, con la terapia semi-intensiva, con la terapia intensiva, perché un malato non andasse un giorno troppo tardi in rianimazione e non ci rimanesse un giorno di più di quello che serviva. E questo è servito molto, è nata un'organizzazione tra terapia intensiva e semi-intensiva, collaborazione tra anestesisti, rianimatori, pneumologi,
sotto questo punto di vista. La risposta credo che ha dato è molto chiara e significativa, quindi non serve aggiungere altro. Senta, le do dei numeri, anzi, prima di darle dei numeri, quando lei era direttore generale dell'azienda ospedaliera di Padova, anzi un po' prima anche, molti reparti che avevano molti posti letto, addirittura un'intera campata dell'azienda del Policlinico di Padova, sono stati divisi, cioè invece che avere 60 letti o 50 letti ne hanno 30 il reparto che ne so, di urologia, 30 quello di chirurgia generale. Questo è stato fatto perché è cambiato il modo di curare il paziente, perché meno posti letto era meno costo per la sanità. Per quale motivo è stato fatto questa operazione? Allora, in ospedale ci sta il tempo necessario e sicuramente le esigenze si sono molto accorciate, abbreviate. Non sono state accorciate. È stato fatto quello che vai dentro e fuori il reparto. L'ospedale di Padova è stato uno dei primi ospedali, credo, in Italia ad avere un reparto, una struttura complessa di chirurgia di un giorno, di day surgery e anche di week surgery, cioè programmare quei interventi che sai che stanno in ospedale un giorno, 2 giorni. Chiamarli in italiano era sbagliato, vero? Chirurgia di un giorno o chirurgia ambulatoriale, sì, ormai... però è nota così a livello internazionale. Quello che deve essere un tempo si stava in ospedale un giorno o 2 per un intervento di cataratta. Oggi sappiamo che si sta in ospedale 1 ora e mezza, 2. Non serve più la degenza. Un tempo avevamo che per fare certi tipi di intervento... Allora, per semplificare, dottor Froll, era ovviamente perché la tecnologia ha portato a questo. Lo sviluppo. E io faccio il malizioso anche un po' per risparmiare, dico. Ma lei se potesse stare un intervento in 2 ore, lo farebbe in 2 giorni? Neanche un quarto d'ora. Ecco, allora, però se lei me la mette così ho sicuramente torto. No. C'è gente che telefona e dice lo fate di day surgery, cioè in un giorno, lo fate anche il sabato? Perché non perde un giorno di lavoro. C'è gente, io le dico, che dice però mi hanno mandato a casa prima del dovuto. C'è gente che dice però noi penso che dobbiamo stare con il livello più evoluto e più avanzato. Chi va a casa prima del dovuto bisogna valutare attentamente quanto sia prima del dovuto, perché l'ospedale non è proprio il luogo dove si può stare tranquilli quando non serve. È un ospedale un posto dove girano, insomma... Uno se va in ospedale vuol dire che sta male, insomma. Sì, deve uscirne il prima possibile. Noi diamo come mandato ai reparti di programmare. Guardi che le società più importanti di accreditamento, di valutazione della qualità, dicono che quando un paziente entra in ospedale devi sapere il giorno in cui lo dimetti. Senta, tra una domanda e l'altra faccio domande quelle spicce, rapide. Sarebbe meglio che prendessero qualcosina di più gli infermieri e i medici? Sì, indubbiamente sì. Perfetto, ma già risposto, insomma, anche se adesso, sa, con la nuova legge sono ritornati a dare lo stipendio che davano nel periodo del Covid, che l'avevano tolto, e quindi gli infermieri e anche i medici hanno qualcosina in più, una stupidaggine. Mi verrebbe da farle una battuta. Me la faccio. L'ultimo provvedimento del governo italiano è un provvedimento che è copiato o è dalla fotocopia di una legge della Regione Veneto di un anno fa che è stata impugnata. Perfetto, ha detto anche questo. Senta, la carenza dei medici? Perché nasce già da lì quella carenza. La carenza dei medici, anche qui vedo tanta discussione. Medici e infermieri, insomma, parliamo di tutto. La carenza dei medici, vedo tanta discussione sul fatto che non mancano medici, mancano specialisti, mancano... Allora, noi partiamo da 3.300 medici in medicina generale, ne abbiamo 2007-2008. 500 che avevamo fino a 4-5 anni fa non ci sono più. Facciamo i concorsi per i posti in ospedale, e abbiamo più posti a concorso che partecipanti al concorso. Se mancano i medici, io non lo so, ma se a me servono 10 medici, faccio un concorso per 10 medici e se ne presentano 7, non mi dicano che ci sono medici. Sta cambiando il mondo.
forse bisogna stare attenti perché... O anche è stato programmato male qualcosina. Ma programmato, ma è che sta anche cambiando un modo di vivere la professione medica, perché oggi ci sono dei giovani medici che si specializzano, sono bravi, hanno finito il loro percorso formativo e non fanno il concorso, perché hanno altre aspettative dal lavoro, hanno altre aspettative di conciliare la vita e il lavoro. Dicono faccio 2 notti e prendo 1.600, 3.000 euro? Perché lo sa la nuova legge che chi andrà a fare quel lavoro lì non può più ritornare in azienda ospedaliera? La conosco. È appena fatto la Meloni, insomma, no? Conosco quel provvedimento, ma io credo che dobbiamo ripensare il rapporto di lavoro e la modalità di lavoro, perché c'è un mondo che sta davvero tanto cambiando. Vede, dottor Flor, questa scelta che ha fatto questo governo in queste ed altre decisioni per quanto riguarda la sanità nell'aumentare appunto gli stipendi all'era del Covid è significativa, perché da un punto di vista mio vuol dire che, ed avevo il terrore che un po' la sanità il governo volesse privatizzarla, cioè renderla come in America, come in Egitto, come in tante altre parti del mondo. Invece con questo provvedimento se tu ti licenzi per andare a fare la cooperativa e prendere 1.600 euro a notte per fare la notte, oggi se vai ricorda che non puoi più ritornare a fare il medico in azienda ospedaliera. Vuol dire che la sanità pubblica è ancora curata come giusto sia. Io le rispondo, perché questo modello di rapporto di lavoro lo può fare la cooperativa, non lo può fare un'azienda sanitaria? Difatti hanno cambiato. Io credo che noi dobbiamo ripensare il mondo del lavoro dentro il servizio sanitario, per i medici e per gli infermieri. Ci sono, direi, importanti novità. Di riposo, ci sono importanti novità sull'apertura alla professione infermieristica, dell'esclusività, l'apertura sulla libera professione, perché è anacronistico non farla. Ma credo dobbiamo spingere forse ancora di più, perché non ha senso che il datore di lavoro servizio sanitario, attraverso le sue aziende, non possa fare quello che fa la cooperativa. Perché ricordo che il servizio sanitario, il sistema pubblico non prevede contratti liberi. È anche assurdo che uno che fa la cooperativa prenda quei po' di soldi e uno che lavora in azienda ospedaliera ne prende 10 volte meno. Cioè è anche assurdo questo, insomma. Tanti si sono licenziati. È assurdo, ma se io mi metto alla finestra a guardare, dico questo è il mondo del mercato del lavoro, c'è la domanda, non c'è offerta in questo modo, c'è offerta in quest'altro modo. Va ripensato. Noi veniamo da uno schema di rapporto di lavoro basato sul contratto unico nazionale, che è una cosa che, per l'amor di Dio, che va bene, ma dobbiamo aprire anche ad altre forme di rapporto di lavoro. Forse una sola non è più sufficiente, bisogna pensare di venire incontro anche a esigenze. Se un medico oggi è disponibile, fa un concorso, ma è disponibile a lavorare 30 ore, a condizione però che siano nei tot giorni la settimana. Dobbiamo essere pronti a farlo? Non possiamo pensare di stare ancora rigidamente su schemi quando intorno ci cambia un mondo. Dovrei parlare con i sindacati di questa cosa. Ma guarda, io mi aspetto che questo sia un dibattito che esce, perché non è una questione sindacale di tutela del rapporto di lavoro e del mondo del lavoro. È un discorso di organizzazione dei servizi. Guardate che sono scelte che fanno i nostri medici, anche i giovani, quelli di conciliare in modo diverso la vita con il lavoro e non avere un impegno da dipendente o non avere un impegno potenzialmente da 5 giorni su 7 o da avere una turnistica. E questo deve farci riflettere. Noi non possiamo pensare che siano solo le cooperative a essere in grado di dare una risposta, dobbiamo essere in grado anche noi. Senta, ho dei dati del 2021, l'anno dopo che lei è uscito dall'azienda ospedaliera di Padova, ma che ovviamente sono in percentuale aumentati rispetto già a quelli che erano nel 2020 e a sua volta quelli che erano nel 2019. Pensi, nel 2021 ci sono stati 61.456 ricoveri con 61.061 interventi, 129.154 accessi al pronto soccorso e 424 trapianti nell'azienda ospedaliera di Padova. Mica male. Ci poteva fare di più?
No, noi siamo l'ospedale più grande d'Italia, se non siamo il più grande siamo il secondo, ma insomma la dimensione dell'azienda di Padova è una dimensione non solo nazionale. Abbiamo scoperto e visto come tanti professionisti di Padova siano conosciuti anche fuori dall'Italia, a livello internazionale. Siamo un ospedale che fa tutto quello che oggi è possibile fare. Ricordo, ha citato i trapianti, credo sia tuttora l'unico ospedale in Italia che fa tutti i trapianti dell'adulto e del bambino. Adesso hanno fatto un reparto anche per quindi, trasformare da uomo a donna e viceversa. Quindi, certo, allora cioè, è un ospedale che poi ha un suo DNA, un ospedale che non si ferma, che guarda in avanti. Su quei 61.000 ricoveri di cui ha parlato sono concentrati ricoveri che non si fanno in quasi nessun altro ospedale, quindi non è un'attività solo numerica, è un'attività che ha un peso importante, non solo i trapianti ma anche molte altre attività che vedono l'azienda ospedaliera quasi come unico riferimento a livello veneto e forse anche nazionale, o uno dei pochi riferimenti. E io credo che questa debba essere una cosa che deve continuare ad essere coltivata e continuare a destare l'attenzione, tenere il piede alzato per essere sempre sulla frontiera di quello che oggi è in disponibile. questa crescita dal 2016 al 2021, lei che è stato il direttore generale, è stato anche il protagonista, è meritevole di questi numeri? Io ho fatto il mio lavoro di direttore generale, ho avuto l'opportunità di avere un ospedale, un gruppo di professionisti, l'università che ha insomma molto affrontato il tema dello sviluppo, no? Noi abbiamo un'università che non è chiusa, è un'università molto aperta, è un'università disponibile e anzi a volte stimola a esplorare la frontiera, e questa è una ricchezza per il nostro sistema, non è una cosa che perché ogni tanto si banalizza, no? Ma cosa vuoi che... No, noi abbiamo la possibilità di avere quotidianamente gente che è informata ed è in diretto rapporto con quello che succederà, non su quello che è successo in qualche posto. Su quello che succederà. E questo io ho sempre lavorato con loro dicendo: ma noi fra 2 anni, sia dove siamo, siamo in contatto, lavoriamo per questo e guardiamo in avanti, perché credo che se non lo fa Padova, chi lo deve fare? Nessun altro. No, devono fare tutti, però. No, ma Andiamo a pubblicità, poi l'ultima raffica di domandine giuste per lei. Rimettete con noi tra poco.